Bene, eccoci con Francesco Dodorico, Dodo per tutti, un 1-1 che è un punto comunque che ci sta bene, ma forse i 3 punti ci stavano ancora meglio. Cosa dici? Sì, indubbiamente i 3 punti sono meglio di uno, ecco. Però bene anche così, eravamo in 10, diciamo che abbiamo finito in 10, quindi comunque dai un punto che muove la classifica e fa sempre bene. Sì, anche perché all'andata si vinceva 1-0, poi abbiamo perso 2-1 proprio col San Gaetano, il che vuol dire che abbiamo fatto un passo in avanti volendo vederla in positivo. Sì, comunque nel San Gaetano è una squadra ostica sempre, anche l'anno scorso, quindi comunque dai un punto che muove la classifica è positivo. Sì, Logico che 3 punti eravamo tutti più felici però. Peccato quella traversa, poi un gol di Buri che sembrava dentro, però loro hanno poi rischiato il colpaccio perché in contropiede insomma sembrava che ce la potessero fare. Sì, forse se nel primo tempo chiudevamo, metti col 2-0, cambiavano un po', anche il secondo tempo cambiava, ecco. Forse ecco quello che penso io, magari il primo tempo potevamo chiuderla, fare un altro gol il primo tempo e poi secondo me... Sì. Allora archiviamo questa partita che comunque abbiamo visto un Portogallo pimpante, si va in esterno, qualcuno gira la testa sul pimpante ma ci sta insomma, oggi era anche una giornata fredda ma il clima è caldo sì. tra voi insomma. Sì, per noi assolutamente c'è un buonissimo clima sia dentro che fuori del campo, per cui... Bene, grazie Dodo e alla prossima. Grazie.